Governo, Mario Monti annunciava le dimissioni. Egitto, continuano le proteste contro il presidente Morsi. Extraterrestri, il primo ministro russo confissa che si trovano tra di noi. Spettacolo, 20° anniversario della morte di Franco Franchi. Sport, nascono gli Giochi Olimpici Europei. Benedica a tutti. Sabato sera passato, il Presidente del Consiglio Mario Monti ha chiamato al Quirinale e disse al Presidente della Repubblica che si vuole dimettere dopo l'approvazione della legge di stabilità, perché disse non si può continuare a governare senza la fiducia dell'UPDL che hanno votato 2 provvedimenti del governo in discussione alla Camera. Assai furono le reazioni del mondo politico. L'UPD e l'UDC dicono che la colpa della crisi è di Berlusconi e che Monti non poteva fare altro che fare le taglie. L'opposizione invece dice che Monti portava l'Italia ancora più allo funno e ora ci vuole un governo votato dai cittadini. Egitto. Continuano le proteste contro il presidente Morsi. Vediamo cosa succede nel suo servizio di Salvatore Ciminata. Dopo 19 giorni di contrasto con l'opposizione e con 6 morti e 500 feriti, il presidente egiziano Morsi, l'8 di dicembre, annunziava il ritiro del decreto che firmava il 22 di novembre passato, chi lo ci avesse dato poteri illimitati. Forse per lo scanto di un corpo di stato dell'esercito, che a st'ultimi giorni si aveva fatto sentire più assai, Morsi ritirò questo decreto e aprì il dialogo con i suoi avversari, soprattutto per quanto si riferisce a possibili canciamenti del testo della Costituzione, approvata da un'assemblea a maggioranza islamista e con i liberali che non vossero votare. Lo Fronte di Liberazione Nazionale dice che è ancora presto per fare questo referendum costituzionale, ma lo presidente invece è convinto che sa va a fare. Intanto i cittadini scennero a rere in tali piazze per manifestare e la situazione resta allarmante. L'11 di dicembre a Oslo l'Unione Europea ha ritirato il premio Nobel per la pace. In Norvegia arrivarono per ritirare lo premio i presidenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio europei. Herman Van Rompuy dichiarò come sono contenti per questo riconoscimento che celebra un fatto importante, come l'Europa si trasformava di continente in guerra a continente in pace. Non pensano le stesse cose però i manifestanti che affermano che l'Unione spende troppo denaro per le armi e che la crisi economica mostrò enormi divisioni tra i 27 paesi. E paradosso, l'evento si fece in un paese che aveva sempre rifiutato di trasferire all'Unione Europea. Allo primo ministro russo ci scapparono parole importanti. Vediamo di che si tratta nel suo servizio di Fonsogenchi. Forse non è più fantascienza, le extraterrestri arrivarono per davvero un tal nostro pianeta. Lo passato venerdì 7 di dicembre, il primo ministro della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, venuta un'intervista per il telegiornale Nedelia, a telecamere ascoltate, non sapendo che la voce veniva ancora registrata, confidò alla sua intervistatrice che quando era presidente ricevì una borsa con i codici nucleari e una carpetta, un scritto segretissimo, che contiene informazioni sopra le extraterrestri. Questi documenti vennero consegnati al nuovo presidente eletto. Aggiungevo che informazioni più precise si possono avere italiano sul film The Man in Black. Quando la giornalista ci domandò quanto sono le extraterrestri che sono canne nuoci, Medvedev rispondeva che non lo può dire perché dicendo lo potesse fare pigliare uno scanto grande alla gente. Lo passato 6 di dicembre, lo coordinatore Tino Pescitello e lo capogruppo all'Assemblea regionale dello Partito dei Siciliani, Roberto Di Mauro, dichiararono che l'elezione del nuovo presidente di l'Ars, Giovanni Ardizzone dell'UDC, mette in evidenza oggi una maggioranza di l'aula differente di chi dà del governo, per chi tiene dentro tutto il centrodestra. Creando così assai difficoltà lo presidente Crocetta, che fino ad ora dimostrava una reale autonomia e indipendenza dei partiti. Inoltre, secondo il deputato Dino Fiorenza, le dichiarazioni che il nuovo presidente Ardizzone fece quando pigliò possesso della carica provocarono scetticismo, per chi disse che bisogna tagliare le rame secche dello statuto, come la Corte per la Sicilia. Ma queste dichiarazioni
Addizione parla di un revisionismo autonomistico che risica di distrudere l'essenza costituzionale dell'isola e inoltre si oppone alle dichiarazioni che il presidente Crocetta fece piccaio Hernando Arreri e che trovarono lo consenso dell'opinione pubblica. Il 9 di dicembre 1992 morì a Roma Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, uno degli attori comici più importanti della storia italiana. Semmola a Ciccio Ingrassia formò la coppia di attori più famosa e amata dello pubblico, magari in tale parti drammatiche. Assai lungo è il curriculum di Franchi, che va delle tante pellicole comiche a chi dei più impegnati, come Caos, dei Frati Taviani, o Rinaldo in campo, con Domenico Modugno. La critica non fu sempre buona con Iddo, ma poi tutti si addonarono del suo grande talento, fino a paragonarlo a Buster Keaton e alle più grandi di sempre. Lunedì 10 di dicembre, il comune di Palermo intitolò alle due comici palermitani, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, la piazza che si trova da Re allo Teatro Biunno. La passata domenica 9 di dicembre, il procuratore nazionale antimafia Pero Grasso, insieme all'Attano Grasso, alla guida del movimento anti-racket, incontrarono le potiarie di Palermo per sensibilizzarle a lottare contro il fenomeno dello pizzo. L'iniziativa, chiamata Centro Strate per un Natale Anti-Racket 2012, volse sfruttare il momento di crisi, quando è maggiore l'interesse a resistere allo pizzo. Benirica a tutti. Palluni, Serie A. Domenica 9 Lucatania io a vincere a Siena per 3-1. Lo primo tempo aveva finito 1-0 per lo Siena, ma nella seconda parte della partita, prima Cascio e dopo Berghessio, autori di due reti, dettero la vittoria alla squadra di Maran. Lo Palermo invece perdì un casa contro la Juventus con il risultato di 0-1 e si trova terzultimo in tale classificazione. Palloni, Lega Pro, prima divisione. Lo Trapani perdì un casa per 1-3 contro l'Albino Leffi. Dopo che al primo tempo aveva finito 0-2 per i bergamaschi, allo 16° la squadra giapponese arrestò con 10 uomini per l'espulsione per doppia ammonizione di Lobue. La rete della Bannera la segnò Abate. Dalla classificazione resta sempre di 7 punti allo distacco della prima, lo Lecce, che perdì in casa contro l'Auto Adige per 0-1. Pallacanestro, Lega 2. Sabato 8 lo Barcellona vincì in casa contro l'Uiesi con il risultato di 92-75. Continua lo periodo positivo di Lucapo d'Orlanno che vincì fuori casa contro l'Uforlì per 76-71. Sabato 8 a Roma l'Assemblea dei Comitati Olimpici Europei decidì di istituire gli Giochi Olimpici Europei. La prima edizione si è vista a tenere a Baku, dall'Azerbaigian, nel 2015. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo!